Carissimi amici di Custodia della Memoria, carissimi amici della pagina, mancano pochi metri. Una volta che attraversiamo questa piccola fessura rocciosa, arriviamo in una meraviglia archeologica in territorio di Villa Grande Strisaili. Erano 7 anni che non venivo qui, desideravo ritornarci con più esperienza, anche con un meteo migliore, perché se vi ricordate, carissimi amici Praidas, noi l'avevamo visto con le nuvole e la nebbia. Ci troviamo in territorio di Villa Grande Strisaili e grazie alla preziosa collaborazione di Barbara e Luca, che se vi ricordate sono gli amici di Archeonova, la meravigliosa squadra che segue i siti archeologici del territorio. Grazie a loro siamo arrivati qua e vi faremo vedere tramite un volo col drone una meraviglia archeologica, appunto, con poi dei messaggi importanti che è necessario dare quando si arriva in questi posti. È davvero incredibile ritornare in questo posto, perché dopo ben 7 anni, insomma, con un po' di esperienza in più, riesci a percepire l'immane sforzo che hanno fatto i nostri antenati a costruire quello che verosimilmente dovrebbe essere un villaggio nuragico. Praidas, cari amici dei Custodi della Memoria, non lo senti spesso in bibliografia, perché se non ho capito male c'è solamente un documento ed è esattamente la bellissima tesi del mitico professor Nieddu, che qua, amici, è un'istituzione, perché da poco ho anche scoperto che ha scritto un vocabolario in lingua sarda. Nieddu qua aveva trovato questo villaggio tra il 69 e il 70. Se non ho capito male era stato accompagnato da un pastore. Lui qua aveva trovato un gioiello, aveva trovato un tesoro, perché qua ci sono molto probabilmente almeno 26 capanne. Lui nella sua tesi le aveva catalogate con le lettere dell'alfabeto, quindi A, B, C, D, eccetera, eccetera. Tenete in considerazione che dal punto di vista geologico ci troviamo in un posto dove ci sono affioramenti di porfido e la roccia comunque ha tenuto bene in queste migliaia di anni. Le capanne nuragiche, che sono circa 26, sono quasi tutte circolari, anche se comunque ce ne sono diverse ellittiche. E una curiosità consiste nel fatto che ci sono delle capanne che sono semi-costruite, cioè praticamente i nostri antenati avevano utilizzato la roccia principale per poi addestare alcune pareti delle capanne, che vi ricordo sono costruite con la tecnica a filari. La particolarità di questo villaggio è che ovviamente è costruito sopra questo sperone roccioso e ci si chiede, arrivati qui, perché costruire questo tipo di insediamento in un posto così impervio, difficile, senza l'acqua. Quindi anche il professore Ernesto Nieddu nella sua tesi si chiede perché questo tipo di villaggio. Ovviamente non c'è una risposta, perché sono completamente assenti gli scavi archeologici, quindi non abbiamo né datazioni precise né insomma, la possibilità di capire perché sia stato scelto questo tipo di luogo, che però ovviamente è molto suggestivo. Le capanne descritte da professor Nieddu erano in ottimo stato di conservazione negli anni 70. Oggi purtroppo, a causa del degrado, a causa delle persone che purtroppo sono venute a saccheggiare questo insediamento, è molto carente, sia negli alzati che appunto nei crolli che sono chiaramente visibili. Noi sconsigliamo di venire qua soprattutto da soli, sia perché comunque non è un sito in sicurezza, è molto pericoloso, soprattutto perché ogni persona che passa muove delle pietre e continua a creare questo decadimento che può essere involontario, però è importante per l'insediamento. Inquadrando sotto i punti cardinali, mi ricordo che il villaggio nuragico Praidas ha esattamente a sud l'abitato di
Villa Grandi Strisaili, a nord c'è Talana e a ovest c'è il sito archeologico di Archeonova. Ci tengo ancora a menzionare il professor Nieddu perché aveva fatto una tesi molto dettagliata. Nella sua tesi non c'è solamente il sito di Praidas, ma ci sono anche importanti siti archeologici del territorio di Talana e di Arzana, e tesi che vide come relatore niente poco di meno che professor Giovanni Lilliu. Come vi avevo detto prima, noi siamo venuti qua 7 anni fa, c'erano delle condizioni meteo incredibili, c'era la nebbia. Ci tenevo molto a dirvi che siamo arrivati qua grazie anche a delle persone esperte. Luca in primis, che magari ci descrive anche il paesaggio oppure ci descrive qualcosa relativo al sito stesso. No, vabbè, io volevo lanciare un po' un messaggio per quanto riguarda la tutela di questo sito. Professor Nieddu descrive questo sito come un sito a nido d'aquila e quindi auspico che questo sito venga trattato come un territorio dove si trova un nido di un'aquila, ovvero preservandole, avendone cura, non oltraggiarlo. E quindi consiglio comunque di poterlo visitare utilizzando tutti i vari punti panoramici che abbiamo qui intorno. E infatti anche di recente sistemazione un sentiero CAI che passa qui attorno, dove appunto praticamente lo circunnaviga, se vogliamo utilizzare un termine marittimo. Insomma, il messaggio di Luca e Barbara è chiarissimo: non avventatevi. Il mio consiglio è di chiamare loro, insomma, l'associazione Archeonova. Tenete in considerazione che sia Barbara che Luca da pochissimo sono diventate anche guide ambientali, quindi sarete in buone mani. L'emozione che si prova sempre a venire in questi luoghi poi comunque viene permeata anche da un sacco di dubbi, perché sinceramente ci si chiede questo villaggio chi lo costruì e perché lo costruì. Qualcuno ipotizza che poteva essere un santuario, qualcuno ipotizza che poteva essere un villaggio stagionale, insomma un sacco di dubbi che è giusto che ci siano, perché le certezze in questa materia, in questa affascinante materia, non ci saranno mai. Io vi saluto, ci vediamo nei prossimi video. Ringrazio Barbara, ringrazio Luca, ovviamente anche Monica per avermi portato qua con il GPS e le informazioni. Ciao a tutti!